All'estero la Gran Bretagna supera la soglia dei 15.000 morti mentre scoppia lo scandalo delle case di riposo. Potrebbero essere migliaia gli anziani deceduti che sfuggono alle statistiche ufficiali. Marco Varvello. Ci conosciamo da 66 anni, ce la caveremo. Anche lei è una combattente. Graham Thompson e la moglie Rose sono fortunati. Sono stati ricoverati all'ospedale di Cambridge dove ricevono le cure più adatte. Molti altri anziani questo viaggio non l'hanno potuto fare. Morti in casa di riposo, decessi silenziosi che in gran parte non risultano nelle statistiche nazionali. I dati ufficiali: 15.500 morti finora in Gran Bretagna, quasi 900 nelle ultime 24 ore, considerano infatti soltanto i decessi in ospedale accertati per coronavirus. Mancano all'appello quelli delle strutture per anziani e disabili, quasi tutte a gestione privata. Secondo la maggiore organizzazione del settore, Care England, nelle case di riposo potrebbero essere morti finora almeno 7.500 ricoverati. Dobbiamo accertare con un test prima di chiedere il trasferimento in ospedale. Molti anziani muoiono prima, dice Kirsty Cartin, manager a Glasgow. Polemiche anche per la scarsità di protezioni per medici e paramedici. Il ministro della Salute Hancock ha invitato a riutilizzare camici e mascherine. In questo clima cupo la regina ha cancellato ogni cerimonia per il suo 94esimo compleanno, martedì. Mai successo in 68 anni di regno.